Paolo, questa sera vedo una serata intanto molto partecipata perché ci sono un sacco di posti qui per chi vorrà seguire la serata, la degustazione, e sullo sfondo vedo la valle di Marcellise, che è una valle che è abbastanza corta, in 1 chilometro si estende tutta la valle. Intanto andiamo in qualche modo a caratterizzare questa degustazione. Ma in realtà noi questa sera iniziamo, se così possiamo dire, un viaggio, un percorso vero e proprio che inizia proprio questa sera e che proseguirà con degli incontri successivi, tutti condotti da uno stesso filo conduttore che è la Valpolicella e le sue uve. Andremo quindi ad analizzare quelle che sono le diverse zone della denominazione Valpolicella e abbiamo deciso di partire dalla più piccola, se così possiamo dire, che è la Valle di Marcellise nella Valpolicella orientale. Quindi questa valle particolare si estende, intanto avremo ospiti stasera 6 aziende che porteranno 12 vini, e in qualche modo quali sono le caratteristiche che caratterizzano questa valle? Ma le caratteristiche sono sicuramente il territorio e in modo particolare il terreno. La valle è caratterizzata da una roccia molto antica, la marna appunto, che tipicizza in modo specifico i vini, quindi i vini che vengono da questa valle hanno tutti un'impronta precisa. Avremo stasera anche una conduzione di livello, abbiamo con noi il giornalista Bernardo Pasquali. A te l'onere e l'onore di una serata molto particolare che inizia un percorso dedicato a Valpolicella. Cosa ci racconti? Cosa racconterai anzi? Soprattutto il piacere di partire con una valle così magica come la Valle di Marcellise, che io conosco bene perché tra l'altro ci abito vicino, una placca di Marna con tutte le sue varie declinazioni, dove ci sono vini straordinari, produttori diciamo, che offrono vini diciamo, molto emozionanti. Sarà una serata anche emozionante per quello che succederà, per i produttori che sono venuti, è la prima volta che insieme si muovono per questa vallata. Abbiamo anche cercato di fare un lavoro proprio di studio, cioè di far capire poi anche diciamo, le peculiarità, il posizionamento, il perché i vini escono in questo modo. E anche la cosa interessante è che è una vallata dove si sta muovendo molto bene i giovani, con uno stile molto molto contemporaneo, devo dire, anche che si sta, mi piace, che si sta anche un po' staccando un po' da quell'idea magari di Amarone, tante volte di grandi strutture eccetera, con la ricerca di finezza, posso dire anche vini sottili da un certo punto di vista, con grande bevibilità, che è quello che poi diciamo forse anche la tendenza oggi anche nella Valpolicella un po'. Ti ringrazio Bernardo, farei chiudere a Paolo. Paolo, domani siamo in diretta quindi possiamo dirlo, c'è una grande giornata, la consegna dei diplomi, un momento emozionante direi, no? Sì, vero, è emozionante il doppio anche perché domani iniziamo questa nuova formula in cui consegneremo il diploma a tutti i neodiplomati del Veneto nello stesso posto, quindi grande evento. Quanti sono? Sono circa 350. Siamo veramente un piccolo esercito. Esatto. E quindi avremo 350 ambasciatori del vino in qualche modo. Nuovi ambasciatori che saranno tutti incoronati, se così possiamo dire, nella giornata di domani, in quella splendida villa in cui saremo domani. Benissimo, quindi non vi resta altro che continuare a seguire il canale di Ice Veneto e ovviamente per stasera un grande Cincin. Bocca al lupo. Sì, grazie a voi. Grazie ancora.